purtroppo molti sono andati al mare, alcuni mi hanno anche chiamato per dirmi non ritorniamo, non veniamo su, siamo al mare. È stata così, ha giocato meglio lei le sue carte e noi abbiamo... Quindi non è stato convincente lei in questa seconda battuta forse? Probabilmente non siamo stati molti convincenti, non siamo riusciti a portare a votare chi doveva venire e ha vinto la signora qua. E domani cosa intende fare? Domani è un altro giorno giustamente, intanto uno ci dorme sopra e poi domani decide cosa fare. Io ho già fatto la mia amministrazione, ho già fatto 5 anni in minoranza prima, 10 anni in maggioranza poi, è giusto che anche gli altri che fanno parte della mia lista, qualora non facessimo ricorso al TAR, possono avere l'occasione di fare esperienza all'interno di un'amministrazione pubblica. Quindi lei farà opposizione seria? Se non faremo ricorso al TAR, io non farò opposizione, mi dimetterò perché è giusto che altri facciano l'esperienza che io ho già fatto. È evidente che il sindaco è il sindaco di tutti, non è il sindaco solo del 55% degli elettori che l'ha votato, è il sindaco di tutti e dovrà fare il bene di tutti, quindi non dubito che faranno il bene di tutti, insomma.